Buongiorno e benvenuti a questo appuntamento con l'informazione su Telefriuli. Siamo a un passo dalla zona gialla. Il presidente della regione Massimiliano Fedriga ha confermato stamattina a Udine le anticipazioni che aveva fatto sabato mattina a Telefriuli. Il numero dei ricoveri anche in area medica è molto vicino al 15%, ha ribadito Fedriga, ricordando che la zona gialla prevede misure ancora molto contenute. Il passaggio alla zona arancione, ha sottolineato Fedriga, sarebbe drammatico per l'economia. È una cosa che non possiamo e non dobbiamo permettere. Il presidente della regione ha poi ribadito l'anticipazione fatta sabato ai nostri microfoni, quando, senza mai citarla, aveva fatto riferimento anche a quello che sta avvenendo in Austria. Non possiamo far pagare il prezzo di eventuali nuove chiusure ai vaccinati che hanno difeso se stessi e gli altri, partecipando alla campagna vaccinale, ha detto Fedriga. Da oggi l'Austria è in lockdown per i non vaccinati. Il cancelliere austriaco Alexander Schallenberg ha detto che la situazione è grave, dobbiamo aumentare il tasso di vaccinazione, è vergognosamente il più basso. Non facciamo questo passo a cuor leggero, ma purtroppo è necessario in Austria. In Austria circa il 65% della popolazione è completamente vaccinato contro il Covid. Questo è uno dei tassi più bassi dell'Europa occidentale. Siamo alla cronaca, maxi operazione della Procura di Torino che ha iscritto sul registro degli indagati 17 attivisti Novax. Le indagini sono arrivate fino a Pordenone e Trieste, sono attesi maggiori dettagli nel corso della giornata. Intanto sentiamo il servizio. Istigazione a delinquere con l'aggravante dell'utilizzo di strumenti informatici e istigazione a disobbedire alle leggi. Sono 17 le persone indagate dalla Procura di Torino tra gruppi Novax e No Green Pass al termine di una complessa indagine avviata la scorsa estate e nate dal gruppo Telegram, ora chiuso, Basta Dittatura. Le indagini a cura della Digos del capoluogo piemontese in collaborazione con le altre questure e la polizia postale sta portando a perquisizioni in tutta Italia, tra cui anche a Pordenone e Trieste, oltre a 14 altre città. Nel gruppo erano iscritti 40.000 utenti e gli indagati fomentavano e istigavano gli altri all'utilizzo delle armi. Nel mirino ovviamente il premier Mario Draghi, ma anche forze dell'ordine, medici, scienziati, giornalisti e altri personaggi pubblici accusati di asservimento e collaborazionismo con la dittatura in atto. I vaccinati venivano etichettati come servi che avevano deciso di sottostare alla dittatura. Alcuni degli indagati risultano già noti alle forze dell'ordine con precedenti anche gravi come furto, rapina ed estorsione o spaccio. Altri invece sono incensurati e travolti dall'odio online senza capirne appieno i rischi. Veniamo adesso ai dati della pandemia. Ieri in Friuli Venezia Giulia su 4.135 tamponi molecolari sono stati rilevati 364 nuovi contagi, con una percentuale di positività dell'8,8%. Sono inoltre 12.597 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 32 casi, lo 0,25%. 3 i decessi, 3 uomini rispettivamente di 75, 79 e 83 anni. Il primo di Tarvisio è deceduto all'ospedale di Udine, il secondo di Trieste al presidio ospedaliero universitario di Trieste e il terzo di Sgonico, deceduto sempre all'ospedale di Trieste. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 19, mentre i pazienti in altri reparti sono 160. Tra i capoluoghi del Friuli Venezia Giulia, solo Pordenone presenta una situazione dei contagi abbastanza contenuta. Sempre male invece l'andamento del virus su tutta l'area giuliana. A Trieste, ad esempio, negli ultimi 7 giorni sono emersi il quadruplo dei casi rilevati a Udine. Sentiamo. Nell'ultima settimana le nuove positività al coronavirus rilevate a Trieste sono 4 volte quelle emerse a Udine. A dirlo il nuovo aggiornamento della mappa dei contagi fornita ieri dalla Protezione Civile regionale. Se nel capoluogo friulano le nuove infezioni sono state 65, nel capoluogo regionale si contano ben 293 casi in più. 235 le persone attualmente positive nella città del Tiepolo, 1805 invece nella città, diventata il simbolo della lotta No Green Pass. Peggiora la situazione anche a Gorizia, che vede aumentare a 171 i contagi, mentre 7 giorni fa erano 122. Situazione apparentemente sotto controllo a Pordenone. La città a Surnoncello conta infatti solo 71 casi rispetto ai 51 del 9 novembre scorso e risulta attualmente il capoluogo con la minor diffusione del virus SARS-CoV-2.
Rispetto a 7 giorni fa, la situazione non migliora nell'ex provincia giuliana. 102 i casi presenti a Muggia, erano 87 una settimana fa, 64 a Duino-Resina, 39 a Sgonico, 58 a San Dorigo della Valle, 16 a Monrupino. Schizzano i contagi anche a Monfalcone, con 106 infezioni rispetto alle 67 di 7 giorni fa. Sotto controllo infine l'andamento nel resto della regione. Complessivamente, la quarta ondata Covid in Friuli Venezia Giulia presenta ancora tutti gli indizi del duro inverno che ci apprestiamo ad affrontare. Ed è in corso al Teatro Nuovo Giovanni da Udine l'inaugurazione del 44esimo anno accademico 2021-22 dell'Università di Udine. Nell'occasione è stata conferita la laurea honoris causa al sottosegretario di Stato Franco Gabrielli. Inaugurazione dell'anno accademico al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, con noi il magnifico rettore Roberto Pinton. Ha un significato particolare quella di quest'anno, anche perché la laurea honoris causa viene data al sottosegretario di Stato Gabrielli, che è esperto tra l'altro proprio in sicurezza. Sicuramente la sua esperienza va ovviamente a tutti i livelli di sicurezza. Insomma, sappiamo che il suo curriculum dice che è una persona dedicata alla tutela e alla sicurezza di tutto il Paese, ed ha avuto non solo la sicurezza informatica di cui si sta occupando recentemente, ma anche la sicurezza relativamente ai disastri ambientali. Quindi per noi è un piacere, un onore potergli conferire questa laurea. D'altro canto poi è un altro momento di orgoglio è che questa inaugurazione finalmente è di nuovo in presenza, sia pur con tutto il rispetto delle regole di sicurezza. Ecco, una battuta sulle novità che riguardano il nuovo anno accademico. Sicuramente essere ripartiti in presenza, con le aule di nuovo piene, speriamo possano continuare a rimanere così, e con il recupero del tutto il rapporto che possiamo avere fra gli studenti e i docenti. Di nuovo torniamo ad avere una realtà universitaria vera. Si sono aperti questa mattina gli sportelli delle Camere di Commercio di Pordenone e Udine e della Venezia Giulia per i ristori legati alla cooperativa operaie di Trieste, Istria e Friuli e a Coopcap. 17 milioni di euro i fondi regionali messi a disposizione. Sono all'incirca 15.000 i corregionali coinvolti nei crack di Coopca e delle cooperative operaie di Trieste, Istria e Friuli. A loro la Regione, con un accordo firmato 3 settimane fa, aveva indirizzato 17 milioni di euro, incaricando le Camere di Commercio regionali di creare una vera e propria filiera per erogare questi ristori. E oggi, dopo la firma tra l'assessore regionale Zilli, i presidenti Giovanni D'Apozzo per Pordenone e Udine e Antonio Paoletti per la Venezia Giulia, si sono aperti gli sportelli dedicati. Lì gli ex soci possono per 90 giorni presentare la documentazione per ricevere l'indennizzo, fissato nel 10% per i prestatori di cooperative operaie e nel 25% per quelli di Coopca, per arrivare, insieme alle spettanze ammesse dai liquidatori, a coprire rispettivamente l'88% e l'89% delle perdite totali. Mentre per le sedi di Udine e Pordenone della Camera di Commercio l'ingresso è libero, per la sede di Tolmezzo, dove si concentra la maggior parte dei creditori di Coopca, sarà da rispettare l'ordine indicato nel calendario pubblicato sul sito camerale. Sul sito dell'ente, così come su quello della Venezia Giulia, è presente tutta la modulistica necessaria. Ancora cronaca, è cominciato stamattina a Udine, in Corte di Assise, il processo contro Giuseppe Mario Forciniti, 34 anni, l'ex infermiere di Roveredo in Piano, in carcere per l'omicidio della compagna Aurelia Laurenti, 32 anni, mamma di 2 bimbi. La donna è stata uccisa con 19 coltellate inferte al collo e al volto ai piedi del suo letto la sera del 25 novembre 2020, proprio nella giornata contro la violenza sulle donne. Quella notte, dopo aver accompagnato i bimbi da una parente, Forciniti si è presentato in questura con dei tagli alle mani, sanguinanti e ferite all'addome. Ha detto di ricordare solo una coltellata, poi si è fatto buio nella sua mente. Il processo è cominciato con l'analisi dell'ammissione dei testi. Vi aggiorneremo nelle altre edizioni del nostro telegiornale. Torniamo alla vicenda della denominazione del Prosecco, perché stamattina da Bruxelles, dove si trova per la riunione dei ministri dell'agricoltura dei 27, è intervenuto il ministro Stefano Patuanelli. Se la Commissione europea accettasse la domanda di registrazione della menzione tradizionale Prosek da parte della Croazia, ha detto Patuanelli, l'Italia farebbe ricorso in Corte europea di giustizia perché abbiamo le carte in regola. Quando c'è stata la vicenda del tokaio ungherese, ha spiegato, abbiamo cambiato il nome accettando una decisione che probabilmente era corretta. Ora ci troviamo dall'altra parte e non possiamo accettare il Prosek come menzione tradizionale perché Prosek è la traduzione di Prosecco.
Ancora a cronaca, 3 ragazzi feriti, di quei 2 minorenni, e il bilancio di un incidente stradale accaduto ieri sera in via Dogana a Porcia. Il giovane al volante di un'auto ha perso il controllo e la macchina si è capottata in un campo. Uno dei 3 occupanti è rimasto ferito, soccorso dall'equipaggio di un'ambulanza che l'ha portato in ospedale in codice giallo. Non è in pericolo di vita. Feriti in maniera meno grave gli altri 2 giovani, uno soccorso in codice verde. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri di Pordenone. Incidente tra camion della nettezza urbana e auto della Polizia di Stato è successo stamattina all'alba a Trieste, tra via Carducci e piazza Goldoni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la rimozione dei mezzi. Nonostante la violenza dell'impatto non vi sono stati feriti. Cellulari e tablet rubati a Savona in mezzo a calzini e biancheria intima in una valigia. Un cittadino rumeno di 47 anni stava fuggendo con la refurtiva a bordo di una corriera, ma è stato scoperto e arrestato dai carabinieri nei pressi di Fernetti. Era infatti ricercato per un ordine di carcerazione della Procura della Repubblica di Savona. L'uomo, che veniva dalla Liguria e si accingeva ad attraversare il confine, deve scontare 8 mesi di carcere per violenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e ricettazione. Nel 2018 era stato protagonista di un rocambolesco inseguimento durante il quale aveva lanciato la propria bicicletta contro le forze dell'ordine. Il nostro telegiornale termina qui, appuntamento adesso con A voi la linea.